Dopo il tragico bilancio delle scorse ore, ancora incidenti dovuti alla gelata eccezionale in corso. Le condizioni meteo stanno però migliorando. A Venezia il piano neve ha funzionato. Aveva da poco scoperto di essere incinta. Barbara Penzola, trentenne di Chioggia, morta ieri nel tragico schianto sulla Romea. Appello dei carabinieri e testimoni, fatevi vivi. I ladri in azione a Dorsoduro, dove una banda di professionisti si è portato via la pesante cassaforte di un hotel, colpo da 5.000 euro, indaga la polizia. Addio ai semafori in 3 degli incroci più odiati di Mestre, in arrivo nuove rotatorie e 4 cantoni all'incrocio tra via Piave, via Carducci e via Miranese. Prendere un bus o un vaporetto sarà un'impresa nei prossimi 3 giorni, quando circa 300 dipendenti di ACTV non saranno in servizio perché impegnati come scrutatori. Campagna elettorale scorretta, il sindaco Brugnaro sanzionato dall'Agcom per aver ospitato a Ca' Farsetti i candidati di Forza Italia, esultano i 5 Stelle, autore dell'esposto. A 36 ore dall'apertura dei seggi, ultimi appelli al voto da tutte le forze politiche a Venezia per tirare la volata a libri e uguali, il presidente della Toscana, Enrico Rossi. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli di questa sera. Resta alta l'allerta per le temperature eccezionalmente basse in tutto il territorio della città metropolitana. Sentiamo. Dopo il tragico bilancio delle scorse ore, ancora incidenti dovuti alla gelata eccezionale in corso. Numerose anche in giornata le fuoriuscite di veicoli a causa del fondo stradale reso insidioso dal ghiaccio che ha preso il posto della neve fresca di giovedì. Miracolosamente indenne l'autista di questa Fiat Punto, capovoltasi verso le 5 di mattina in via Caltana, nel territorio del comune di Mirano. Il conducente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo, mettendosi pazientemente ad attendere i soccorsi. Le condizioni meteo sono comunque in netto miglioramento e se in provincia resta l'allerta nessun problema si segnala sulle strade del capoluogo, dove tutto è filato liscio anche sotto la tormenta grazie alle oltre 400 tonnellate di sale sparse da 16 automezzi, con l'impiego di 280 operatori e 50 volontari della protezione civile. I tempi di intervento sono stati fondamentali, così come è stata fondamentale l'opera che è stata prestata, quindi è andato tutto bene, non ci sono stati problemi particolari, anzi siamo anche intervenuti in situazioni addirittura su chiamata. A fare la differenza è una pianificazione partita molti mesi prima che la macchina si mettesse in moto. Un piano neve che funziona, capace di attivarsi in tempi molto rapidi e in maniera sinergica, un piano neve che però voglio rivedere ulteriormente, nel senso che ritengo si possa affinare ancora di più e quindi per il prossimo anno provvediamo anche a intervenire appunto su quelle sfumature di carattere tecnico che sono molto importanti. Restano attivi, ricordano dai servizi sociali del Comune di Venezia, i centri di raccolta coperte per le persone senza dimora, che più di tutte hanno subito gli effetti della gelata. Le coperte possono essere consegnate dal lunedì al venerdì mattina al dormitorio della Casa dell'Ospitalità in via Santa Maria dei Battuti a Mestre o alla sede della Caritas di Piazzale Roma. Aveva da poco scoperto di essere incinta. Barbara Penzola, trentenne assistente sociale di Chioggia, morta ieri nel tragico schianto con un camion lungo la Romea. Decine sui social i messaggi di cordoglio di amici e parenti. Barbara è descritta come una ragazza solare, ultimamente al 7° cielo per la notizia della nuova vita in arrivo, ma il destino ha voluto diversamente. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno chiesto ai gestori della popolare pagina di Facebook Tutta la Romea minuto per minuto di diffondere un appello. Si cercano testimoni oculari dell'incidente per aiutare gli investigatori a chiarire alcuni aspetti al momento ancora nebulosi. Ed ancora a cronaca, ladri professionisti in azione a Dorsoduro. Poco prima delle 8 di ieri sera i malviventi sono entrati in azione in un noto albergo del centro storico veneziano, attuando il piano che avevano probabilmente studiato da tempo. Approfittando di una breve assenza del titolare, sono entrati ed usciti in una manciata di minuti, portandosi via la pesante cassaforte dell'hotel, che conteneva in quel momento una grossa somma, circa 5.000 euro. Nessuno si è accorto di nulla fino al rientro dell'albergatore, che ha chiamato il 113 per denunciare il furto. Indaga la polizia scientifica. Rivoluzione nella viabilità mestrina, con 3 nuove rotatorie in altrettanti incroci fondamentali della zona nord della città. Sentiamo.
Addio ai semafori in 3 degli incroci più odiati dagli automobilisti che si confrontano quotidianamente con la famigerata viabilità di Mestre. Entro la fine del 2018 compariranno rotatorie all'intersezione tra via Milanese, via Carducci, via Piave e via Circonvallazione, ai 4 cantoni e all'ingresso di via Torre Belfredo dal quartiere San Paolo. Possono rappresentare ovviamente la svolta per una parte centrale di Mestre che dir poco caotica, non c'era mai riuscito nessuno. Su questo vi devo dire sinceramente che ci ha creduto fortemente il sindaco Luigi Brugnaro e assieme agli uffici siamo riusciti a produrre un buon risultato. Le 2 rotatorie gemelle dei 4 cantoni e di via Piave avranno un diametro esterno di 25 metri e un disegno a fagiolo, la terza sarà invece circolare per un diametro di 27 metri. Il progetto definitivo è stato approvato durante l'ultima giunta comunale e la gara dovrebbe partire ai primi di giugno. Queste 3 rotatorie favoriranno quello che è ovviamente il flusso del traffico, ma anche quella che è la sicurezza, perché assieme a questi interventi andremo anche a collegare quelle che sono le piste ciclabili oggi esistenti, che non erano collegate, ad esempio quella del sottopasso da via Castellana, e andremo anche a completare dei tratti di pista ciclabile, recuperando ad esempio quella che è la corsia degli autobus. Secondo le simulazioni effettuate in fase di progettazione, i tempi medi di attesa scenderanno da 55 a 22 secondi per l'incrocio dei 4 cantoni, da 38 a soli 9 secondi per quello tra via Filiasi e via Torre Belfredo. Quanto al versante di via Piave, le code in via Carducci dovrebbero ridursi dagli attuali 80 metri di media a meno di 20. L'importo che è stato messo a disposizione per questo intervento è di 900.000 euro e ci auguriamo che entro il 2018 sia possibile utilizzare da parte di tutti questa nuova viabilità. Dove non è riuscito il maltempo dei giorni scorsi, riuscirà forse l'appuntamento elettorale. Il trasporto pubblico veneziano rischia il collasso nel fine settimana nonostante le schiarite del meteo. Ecco perché. Prendere un autobus o un vaporetto sarà più difficile che imbroccare un terno all'otto nei prossimi 3 giorni, quando circa 300 dipendenti di ACTV non saranno in servizio perché impegnati come scrutatori ai seggi elettorali. Un malcostume consentito dalla legge che si verifica puntualmente ogni anno, ma stavolta le dimensioni del fenomeno sono tali da pregiudicare il funzionamento dell'intero servizio pubblico. L'azienda ha messo in guardia in una nota da ritardi e possibili cancellazioni senza ulteriori preavvisi, sia per la navigazione che per la rete stradale. Drasticamente ridotti gli orari di linee fondamentali come la 2 tra Piazzale Roma e Rialto, che osserverà l'orario festivo, ma non si escludono ulteriori corse saltate. Il tutto per consentire a un piccolo esercito di dipendenti pubblici di arrotondare il loro stipendio di qualche centinaio di euro per poche ore di servizio ai seggi. Questa non è una cosa normale, anzi io glielo darei una bella colpa ai signori sindacalisti, perché non è possibile. È veramente vergognoso perché nella situazione attuale dovrebbero dare questi posti ai giovani, quelli che non hanno lavoro, e bisogna dirlo anche chiaro e tondo che ovviamente dietro ci sono degli interessi politici, voti elettorali, insomma. Purtroppo questo è uno specchio dell'Italia. È permesso, quindi non è un reato e quindi come tanti altri problemi. Se l'impostazione è quella, non c'è niente da fare. Cosa ne penso? Penso che sia un disagio per tutti. Non mi sembra una cosa giusta, assolutamente. Con tanti giovani disoccupati dovrebbe essere riservato agli studenti universitari. I disoccupati non devono lavorare, quelli che hanno lo stipendio devono lavorare. E interrompere un servizio pubblico. È b***a di Eva. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari e siamo alla politica, campagna elettorale scorretta. Il sindaco Brugnaro sanzionato dalla Gcom per aver ospitato a Ca' Farsetti i candidati di Forza Italia. Esultano i 5 Stelle, autori dell'esposto. Sentiamo. Esultano i 5 Stelle per la sanzione della Gcom al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, bacchettato dal garante per violazione della par condicio. A presentare l'esposto la consigliera comunale grillina Sara Wiesmann. La dice lunga anche su come si comportano i dirigenti comunali, ai quali avevamo chiesto chiarimenti e loro hanno risposto ben 12 giorni dopo, cioè passato il termine per scrivere
all'Agcom. Noi ovviamente sapevamo questo, abbiamo scritto lo stesso, ancora prima che arrivasse la risposta del segretario comunale. 2 rilievi fatti al sindaco dall'Agcom, l'aver ospitato una presentazione di candidati nel municipio e l'aver espresso sostegno al centrodestra attraverso i canali di comunicazione istituzionali che per legge non dovrebbero contenere alcun endorsement a candidati politici. È un atteggiamento arrogante e assolutamente padronale nell'utilizzo della cosa pubblica. Il Comune di Venezia dovrà ora mantenere per i prossimi 15 giorni sull'home page del sito istituzionale la notizia dell'avvenuta sanzione. Invitiamo a farlo e invitiamo a farlo in maniera chiara, non come sembra sia stato fatto, cioè con un semplice link che rimanda alla delibera, una cosa illeggibile e incomprensibile. A 36 ore dall'apertura dei seggi, ultimi appelli al voto da tutte le forze politiche a Venezia per tirare la volata liberi e uguali. Il presidente della Toscana Enrico Rossi, sentiamo. Chi invita al voto utile per il PD dopo aver fatto una legge elettorale proporzionale sta solo prendendo in giro gli elettori. È ancora una volta Matteo Renzi, il bersaglio degli attacchi di Liberi e Uguali, che chiude la sua campagna elettorale veneziana con la visita del presidente della Toscana Enrico Rossi. Nel nuovo Parlamento, spiega, potremo anche stare all'opposizione, l'ipotesi di un'alleanza coi 5 Stelle non mi convince. Quello che bisogna fare è lavorare alla ricostruzione di un vero centrosinistra in Italia. Se noi saremo più forti, anche all'interno del PD, coloro che pensano che il PD renziano abbia preso distanza dai valori, dall'impostazione politica che un partito di centro-sinistra dovrebbe avere, se noi saremo più forti, chi crede in questo potrà fare anche all'interno del PD una battaglia più seria, più ferma. Quindi il voto dato a noi in questo senso è anche utile per aprire una dialettica interna al PD e in prospettiva ricostruire un centro-sinistra. Quando il PD parla di voto utile, intende utile all'alleanza con Berlusconi, rincara la dose Michele Mognato, candidato alla Camera nel Collegio di Venezia. Noi preferiamo dare al termine un altro significato. Il voto utile a Liberi e Uguali è un voto utile contro il precariato, per la buona occupazione, è un voto utile perché tutti devono andare a scuola e quindi perché non ci sia la mortificazione degli insegnanti ma la valorizzazione di chi lavora a scuola, e perché è un voto utile perché tutti possano curarsi, e non può essere che in un paese ci sono 12 milioni di persone che non possono curarsi perché non hanno i soldi. Da Liberi e Uguali a Forza Italia, con l'annuncio di queste ore di Silvio Berlusconi del nome del candidato premier. Sentiamo. Campagna elettorale che si chiude con le ultime proposte con cui i partiti puntano ad attirare la fiducia dell'elettorato. Per chi ha già pronta la lista dei ministri, c'è chi come Forza Italia ha tenuto in serbo fino ad ora il nome del candidato premier, un'investitura che dovrà fare i conti con il risultato che la coalizione di centrodestra raggiungerà domenica, ma anche con la proporzione di forze tra i partiti che la compongono. L'ultima è la proposta, se gli italiani ci daranno fiducia, di avere Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, come Presidente del Consiglio. L'Europa deve diventare un'opportunità, non può essere un laccio burocratico, una grande opportunità come sanno fare altri paesi. Ecco, la proposta di una persona come Antonio Tajani va in questo senso. Marin Padovano, già coordinatore regionale del partito, è fermamente convinto della bontà della proposta sottoposta in queste settimane agli elettori. Abbassamento della pressione fiscale per tutti, a partire dalle fasce deboli, quindi la no tax area che viene alzata da 8.500 euro a 12.000 euro, con l'Istat che ci dice che purtroppo un terzo delle famiglie italiane vive con quelle cifre, quel livello di povertà, quindi hanno poco da dire i 5 Stelle e il PD, no, una tassa per i ricchi, no, che pensino a quello che hanno combinato in questi anni portando l'Italia sull'orlo del baratro. Un programma che coinvolge la sicurezza e l'immigrazione, anche qui molto molto chiaro, che coinvolge il lavoro. In primis quello per i più giovani, conclude, toccherà agli elettori ora indicare la proposta risultata più convincente. Tutto tace ancora sulle deleghe che l'amministrazione comunale ha tolto alla municipalità, ma Conte evidenzia cittadini e associazioni hanno bisogno di risposte e vanno date. Ormai la situazione è veramente pesante, non lo dico io, ma lo dicono le associazioni, lo dicono i cittadini. C'è una rassegnazione purtroppo che leggo negli occhi dei cittadini e dei responsabili delle associazioni che non riescono a ottenere risposte
o in tempi ragionevoli o non le ottengono proprio. Date una risposta a queste stazioni, a questi cittadini, in modo che sappiano che però insomma, la loro istanza non è stata dimenticata né buttata nel cestino. È sempre più rassegnato il presidente della municipalità di Mestre, che da 2 anni lotta con l'amministrazione comunale senza esito, mentre cittadini e associazioni attendono risposte che non arrivano. Le deleghe ci sono state tolte ormai da 2 anni e il sindaco continua a dire ma noi ridaremo le deleghe. Noi vogliamo fare un ulteriore atto di credulità e vogliamo verificare quanto ci sia di onestà intellettuale in queste affermazioni. Non vorremmo però, lasciatemi un commento un po' amaro, che queste deleghe o alcune deleghe ci fossero riconsegnate a fine mandato, magari nell'aprile del 2020. C'è amarezza e delusione nelle parole di Conte, che come molti altri che si sono visti togliere le deleghe fa il possibile per venire incontro ai cittadini in difficoltà. Le sue mansioni però arrivano fino a un certo punto e sottolinea Brugnaro è stato chiaro a suo tempo. Il sindaco ha usato tempo addietro un'allocuzione molto perspicace e molto puntuale. Abbiamo utilizzato il napalm. È vero, il napalm è stato utilizzato perché attorno alle municipalità si è creato il vuoto, perché i cittadini giustamente, che pure credono e hanno sempre creduto nelle istituzioni, si rendono conto della purtroppo procurata incapacità dell'istituzione di primo grado legittimamente eletta dai cittadini a non poter rispondere alle più banali istanze o quelle più importanti. Lui ha usato il napalm, però deve ricordarsi una cosa, che alla fine nel Vietnam hanno vinto quelli che subivano il napalm. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, in studio ospite Gianluca Schiavon di Rifondazione Comunista e Arnaldo Uccella del Partito Valore Umano. Subito dopo vi ricordo ancora le 21:15, edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata al duplice omicidio di Cison di Valmarino. Lo ricordiamo, i 2 coniugi massacrati, con immagini, testimonianze e ospiti in studio. E questa era l'ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Sarà una giornata all'insegna di un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 3 marzo. Sul Veneto tempo molto instabile, con piogge diffuse un po' su tutti i settori regionali, ma migliorerà entro la nottata con fenomeni in cessazione ovunque. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra -3 e 0 gradi, valori massimi tra 3 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Nuvoloso ma asciutto al mattino, poi precipitazioni diffuse, ma anche in questo caso migliorerà col passare delle ore. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 2 e 4 gradi, massime tra 5 e 8 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Soleggiato al mattino, poi più nubi con locali piogge e nevicate anche a quote basse. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime invece comprese tra 8 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.